Un diario per raccontare la propria vita alla mamma che non c'è più. La commovente idea di Fabio Boscolo e dei suoi figli per ricordare la quarantenne di Casale morta in Trentino. Domani i funerali. Grave incidente nel primo pomeriggio a Revine Lago. Un 49enne rimane ferito dal caricafieno che stava utilizzando in un campo. Accordo tra Stato ed enti locali sulla scuola, inizio delle lezioni il 14 settembre con tamponi e test per studenti e insegnanti, distanza di 1 metro e ingressi scaglionati. Nuova ordinanza del Veneto, i mezzi pubblici potranno viaggiare al massimo della capienza, tassativo l'obbligo di mascherina, pena una maxi multa, via libera a sport di squadra, processioni, saune e ippodromi. Domattina l'appuntamento da non perdere durante la nostra edizione straordinaria, una lunga intervista in esclusiva nella quale il governatore Luca Zaia ripercorrerà 4 mesi di battaglia contro il coronavirus. Stamane a Sant'Antonino i funerali di Aldo Tognana, cittadini ed ex dipendenti dello storico imprenditore, all'addio il commosso ricordo dei nipoti. L'edizione 2020 del Premio Parise sarà dedicata all'informazione durante il contagio, cerimonia il 26 settembre al Teatro Comunale di Treviso. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque torniamo a Casale sul Sile. Un diario da scrivere assieme ai bimbi per raccontare ogni giorno la propria vita alla mamma che purtroppo non c'è più. È la commovente idea del marito e dei figli per ricordare Elisa, la quarantenne appunto di Casale, morta nel tragico incidente in montagna in Trentino. Domani tutto il paese all'addio ai funerali alle 15. Noi abbiamo proprio l'intenzione, e ne ho già discusso con i bambini che sono stati subito pronti sull'argomento, adesso di organizzarci per bene, di farci il nostro schema, di riuscire a portare avanti tutte le cose che piacevano a noi e a lei, insomma, di scrivergli un diario, di farle capire che portiamo avanti tutto quello che è la nostra vita. Un diario dove raccontare alla mamma le loro giornate per sentirsi sempre vicini a lei, anche se Elisa non sarà fisicamente più al fianco dei suoi bambini e di Fabio. È proprio il marito a raccontare l'idea venuta ieri sera mentre parlava con i 2 figli, quella di tenere un diario. Tommaso, il figlio maggiore, mi ha detto: ma sai che ho parlato con la mamma? E io sono rimasto ovviamente un po' scioccato da questa cosa e gli ho detto: ma quando? Ma dove? Prima di partire dalla montagna, prima di scendere giù, ero da solo un attimo in macchina e ho avuto questo attimo in cui, teniamo sempre conto che Tommaso ha 10 anni, sono rimasto quasi perplesso da questa cosa e lui ha detto: vabbè, bravo Tommaso, è una cosa più che giusta e se vuoi possiamo anche pensare di farlo insieme, di scrivergli qualcosa tutti i giorni e di leggerglielo magari. Domani Fabio, Tommaso e Leonardo le daranno l'ultimo saluto alle 15 nella chiesa di Casale sul Sile, dove si attendono molte persone, gli amici che Elisa nelle varie tappe della sua vita ha coltivato in molte città italiane e ancora le compagne di squadra di basket dove giocava e le tante persone che l'hanno conosciuta, che la ricordano per la sua energia e le sue 1000 passioni. Che mamma era? Molto attenta, nel senso aveva particolare interesse che i bambini avessero un'educazione completa. A Fabio ora il compito di portare avanti quel progetto che aveva costruito con Elisa per i loro bambini. Volevamo effettivamente passargli tutto quello che era possibile. E tutte quelle che potevano essere le cose che avevamo imparato, tutto in modo da prepararli a una vita felice, insomma, e sono sicuro che l'avranno. Tommaso e Leonardo sono la mia ancora, racconta Fabio. Stanno reagendo bene, per quanto questa possa essere la notizia più brutta che può arrivare, ovvero in assoluto devo dire che mi hanno stupito per la forza d'animo che stanno dimostrando. La mente poi vola quel maledetto martedì. Elisa era organizzatissima, ricorda ancora Fabio, conosceva bene quel sentiero, la pendenza, era una camminatrice esperta e instancabile. Mentre io mi sono fermato a pranzare con i bambini, lei ha deciso di proseguire per vedere cosa c'era dietro ad un crinale. Quando non l'ho vista tornare, continua il marito, ho detto ai bambini di stare fermi ad aspettare e sono andato a cercarla. Lei purtroppo aveva perso la strada, era andata fuori percorso e a un certo punto raggiungerla mi è stato impossibile. Io sono stato in contatto in telefono con lei fino a un certo punto, quando però c'è stato un momento in cui il telefono ha squillato libero e a quel punto sì, allora mi sono molto allarmato. Quello che è accaduto dopo è stato un susseguirsi di eventi, l'allarme al soccorso alpino, le ricerche, fino alla drammatica scoperta del corpo senza vita di Elisa. 2 ore dopo hanno fatto una tragica scoperta, insomma,
e niente, sono venuti a comunicarcelo. Questo poi è senza un tot di dettagli che ovviamente mi stanno frullando in testa, ma che poi hanno poco senso di essere raccontati. Torneremo alla cronaca fra poco, intanto è arrivato l'atteso accordo tra Stato ed enti locali sulla scuola, dunque nel tardo pomeriggio, nel pomeriggio di oggi è arrivato questo accordo, c'è stata anche la conferenza stampa del Premier Conte e della Ministra Azzolina proprio nel pomeriggio, l'abbiamo mostrata nella nostra edizione straordinaria e allora al via le lezioni il 14 settembre tra le linee guida, tamponi e test per insegnanti, per studenti e operatori della scuola, distanziamento di 1 metro, ingressi scaglionati, sentiamo. Anche in Veneto la campanella suonerà a settembre, il 14, screening e test a campione per tutti, professori, studenti e operatori della scuola. Riduzione della distanza interpersonale e pari a 1 metro tra le rime buccali, cioè tra testa e testa dei ragazzi e non più tra banco e banco. Fondamentale per capire di quante aule si avrà bisogno. Per l'uso della mascherina o meno si dovrà attendere fino a agosto, primi di settembre, per valutare il da farsi in base al quadro epidemiologico che si registrerà allora. Alcune cose devono essere chiarite subito, che la mascherina non sarà obbligatoria, si vedrà a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico quale sarà la situazione. Abbiamo chiarito che si rientrerà a scuola il 14 di settembre, anche se noi continuiamo a dire che i seggi dovrebbero essere fuori dalle scuole. E poi c'è la questione del personale docente ATA, qui in Veneto con la carenza di una carica di oltre 2000 persone. E poi ovviamente l'appello, siamo in carenza di organici, sono 900 i docenti che mancano e sono 1200 i lavoratori del personale amministrativo e ausiliario e quindi è chiaro che il Veneto ha una carenza importante. Il testo del piano scuola 2020-2021 pronto in conferenza Stato-Regioni per la firma e frutto di una trattativa protrattasi per giorni con l'epilogo dello scontro tra regioni di meno di 24 ore fa. Un piano scuola arrivato tardissimo perché siamo a fine giugno, bocciato da tutti perché è considerato inattuabile, inapplicabile. Io l'ho fatto leggere a sindaci che sono anche insegnanti, ma tanti docenti mi hanno scritto dicendo così non si può tornare a scuola. Allora le regioni per senso di responsabilità non si sono limitate, non ci siamo limitati a bocciarlo e basta, anche se lo meriterebbe, abbiamo lavorato su questo. Strettamente collegati alle scuole sono i lavoratori, o meglio le lavoratrici, perché in gran parte sono donne delle mense scolastiche che oggi sono scese in strada a Treviso. Speriamo bene che si riparti, speriamo anche perché abbiamo una dignità nostra e dobbiamo anche mantenerci e abbiamo anche dei figli da dare un futuro, che non so che futuro che ci sia se andiamo avanti così. È dal 20 febbraio che siamo a casa, abbiamo ricevuto un minimo proprio il mese di marzo, 100 euro. Poi non abbiamo più ricevuto niente. Nelle ore in cui si progetta il rientro in classe a settembre, i più incerti sono loro, le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche, quasi 1 migliaio nella sola Marca, una categoria invisibile fatta di stagionalità e precariato, problemi acutizzati dal fermo causa Covid. Questi lavoratori e queste lavoratrici hanno part-time che prevedono la sospensione lavorativa durante i mesi estivi in cui non maturano contributi e non maturano retribuzione. Una scelta che abbiamo contestato di applicare questi contratti. Devono essere tutelati, questa è la nostra forte richiesta, perché non è possibile che, come dire, lasciamo questi lavoratori nell'invisibilità. Speriamo che non ci sia, nel momento in cui subentrano gli appalti, che non ci siano condizioni che vanno a peggiorare ulteriormente le condizioni dei lavoratori. Da qui la mobilitazione nel cuore di Treviso per dire che il mondo della scuola è variegato e tutti hanno un loro compito, anche educativo. Facciamo anche non solo servizio mensa, ma qualcosa in più, regaliamo oltre al pasto anche il sorriso e tante volte questi ragazzi magari si confidano e siamo anche portatrici comunque anche di una buona parola e comunque al di là di tutto siamo lavoratrici come le altre. La scuola inizia il 14 settembre, ma invece la nuova ordinanza del Veneto scatta dalla mezzanotte ed è un'ordinanza che, come annunciato, riguarda i trasporti, ma non solo. L'ha appunto presentata oggi il governatore Zaia.
è la BC. Se in auto posso andare con degli estranei con la mascherina, non capisco perché in autobus non lo possa fare. Ovvio che va portata la mascherina. Quello che per Zaia è l'ABC ora è diventato ordinanza. Dalla mezzanotte entrano in vigore le nuove regole del trasporto pubblico locale annunciate a inizio settimana, ora sono realtà. Non si andrà quindi a incidere sulla capienza dei mezzi, ma attenzione, l'obbligo a portare la mascherina a bordo sarà tassativo. Obbligo vuol dire che è obbligo, non che... Cioè, si eviti di stare lì a contestare ma la mascherina, ma Zaia in pullman, in vaporetto e in qualsiasi mezzo di trasporto ci vuole, treno, ci vuole la mascherina, ma non come dotazione, bisogna indossarla dal momento in cui si sale al momento in cui si scende. La vigilanza sarà affidata al personale di bordo che potrà staccare multe dai 400 ai 1000 euro, mascherina quindi di rigore ma anche buona educazione. Attenzione che non potete mettermi i piedi sul sedile di fronte a voi per stendere le gambe o far pedicure durante il viaggio, cioè non funziona così. Il provvedimento arriva nel giorno in cui sempre la Giunta ha approvato un riparto di 41 milioni di euro di risorse dallo Stato per il rinnovo dei mezzi. Altra partita, quella del rimborso degli abbonamenti in pieno lockdown. Chiusura scuole, chiusura aziende, eccetera, gli abbonamenti verranno rimborsati. Stiamo definendo i criteri perché a livello nazionale li stanno definendo. Non solo trasporti, nell'ordinanza si vanno a regolare processioni e cortei, ma anche gli sport di squadra. Anche qui prevalgono le regole del buon senso. Non c'è da andare col metro a fare rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio. Si fa come tutte le altre attività nel rispetto del prossimo, quindi se hai la febbre o hai la tosse stai a casa. Nessun via libera al momento al gioco delle carte. Sulle carte c'è molta ritrosia, che per noi è identità pura, cioè il gioco delle carte. Arriveranno anche quelle ma non adesso. Via libera invece per i giornali nei pubblici esercizi. Ragazzi, comprate i giornali, comprate le riviste, distribuitele in bar, dalla parrucchiera, dal barbiere, dall'estetista, insomma da tutti i posti dove c'è una sala d'aspetto. Ok ai negozi negli ospedali, agli ippodromi, ancora stop per i bagni turchi, ma sì alle saune. Saune aperte al pubblico, certo, 80-90 gradi, coppa tutto. A proposito di Zaia, domani un appuntamento da non perdere durante la nostra edizione straordinaria del mattino, che come sapete inizia come sempre, come ogni giorno ormai da 4 mesi alle 11:30. Una lunga intervista in esclusiva con Antena 3 Rete Veneta, nella quale il governatore Luca Zaia ripercorrerà 4 mesi di battaglia contro il coronavirus, dalla paura iniziale al piano di guerra proprio per contenere il virus, le conferenze stampa quotidiane, il filo diretto con i cittadini, le tante storie, ma spazio anche all'autonomia congelata e il percorso da riprendere il prima possibile. Insomma, uno Zaia a tutto campo domani da non perdere durante la nostra edizione straordinaria del mattino, appunto, come sempre dalle 11:30 di domani. Torniamo alla cronaca adesso con il grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Revine Lago, dove un 49enne è rimasto ferito dal caricafieno che stava utilizzando in un campo. È successo poco prima delle 14, l'uomo ha riportato serie lesioni ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita, indagini però in corso per accertare la dinamica dell'incidente. A spasso invece con 3 coltelli in auto accade a Treviso, un 29enne viene fermato dalla polizia locale che lo denuncia. Quell'auto che vagava tra le vie del centro di Treviso senza una meta ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale impegnata nei servizi di prevenzione contro furti. Gli agenti hanno bloccato la vettura in viale Nino Bixio e durante la perquisizione hanno rinvenuto 3 coltelli di varie misure. I 2 uomini a bordo, un 29enne e un 31enne, entrambi di Santo Domingo, non hanno saputo spiegare i motivi del trasporto. Alla luce di questo il conducente, il 29enne, è stato denunciato mentre l'altro uomo è stato segnalato alla questura. I servizi di prevenzione e sicurezza urbana della polizia locale di Treviso continuano con pattuglie in uniforme e in borghese. Il comandante Andrea Gallo lancia un appello alla cittadinanza. Il ritorno alle normali attività sociali e lavorative ha comportato il conseguente aumento del rischio che possano avvenire episodi di microcriminalità, per cui ogni situazione, spiega Gallo, che possa apparire strana deve essere subito segnalata dai cittadini alle forze dell'ordine.
Restiamo in città, a Sant'Antonino, e stamane l'addio commosso ad Aldo Tognana. Portaci avanti, controllandoci e indicandoci la strada migliore. Ci mancherai tanto. L'addio della nipote è stato il momento più intenso della cerimonia funebre di Aldo Tognana. Assenti i grandi nomi nazionali, c'era però tutta la sua Treviso per l'ultimo saluto all'ingegnere. Ad attenderlo la sua gente, dal sindaco Conte all'ex Giovanni Manildo, gli ultimi compagni della Resistenza, generazioni di dipendenti, i colleghi imprenditori, rappresentati dalla presidente vicario di Assindustria Centro Veneto, Maria Cristina Piovesana, mentre non è passata inosservata l'assenza del nipote Nicola, che sulla scia di Aldo è stato presidente di Un'Industria Treviso. C'era Remo Mosole nel ricordo del mondiale di ciclismo dell'85 e con lui gli ultimi irriducibili dell'Unione Ciclisti Trevigiani. Un'omelia semplice, quella di Don Roberto Macatrozzo, che ha ripercorso tutta la vita del signor Aldo. Tu sarai intercessore e consolatore per i tuoi cari e per tutti noi, per questa comunità che hai tanto amato e per la nostra patria che hai onorato. Al termine della cerimonia, tra le voci che l'hanno voluto salutare personalmente, quella dell'amico avversario politico Giancarlo Gentilini, tra i primi a giungere in chiesa per l'addio. C'è una grande differenza tra la politica di noi due e di quella attuale. Noi abbiamo percorso la politica come una missione. Non abbiamo voluto scranni dorati parlamentari o grandi cariche. Noi abbiamo amato la città e i cittadini. Infine l'addio del figlio Antonio, che dopo un passato da pilota di rally da 4 anni è tornato alle ceramiche sulla scia di papà. Era convinto che la vecchiaia non significava dare anni alla vita, bensì dare vita agli anni, che per lui sono stati intensi, profondi e ricchi di contenuti. E per noi figli una vera fortuna averlo avuto così a lui. La pubblicità ora, poi andremo a Ponte di Piave. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare dunque della questione Stefanel. Ieri abbiamo raccontato delle 2 manifestazioni di interesse per l'acquisizione di entrambi gli asset, un imprenditore pare straniero e uno italiano. L'auspicio del sindaco di Ponte di Piave che a rilevare l'azienda sia un unico compratore e del territorio. La notizia si attendeva da tempo, dopo vertici, riunioni ed incontri ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, la svolta. 2 le manifestazioni di interesse per rilevare uno o entrambi gli asset che l'amministrazione straordinaria del gruppo trevigiano Stefanel ha posto in vendita. Voce che ha subito raggiunto Ponte di Piave, sede dello storico marchio. Soddisfatto il sindaco Paolo Aroma, che sottolinea l'importanza di salvaguardare i lavoratori, poi aggiunge: auspichiamo in un unico acquirente. Quello che vorremmo come comunità è che ci potesse essere un unico acquirente rispetto a questo. Abbiamo individuato con l'azienda, leggendo il disciplinare, che appunto sotto questa procedura anche il 28 poi di agosto ci sarà il secondo di rilancio. Quello che ci auguriamo per la comunità di Ponte di Piave è che, siccome la Stefanel è una in realtà storica del nostro comune e le famiglie sono a loro legate, che si vada verso quello che sia la parte dei lavoratori ma anche la parte sindacale trova una modalità nella quale trovare un concordato, una modalità per la quale vengano preservati i lavoratori soprattutto. Le offerte non vincolanti proverrebbero da un fondo straniero e da un imprenditore industriale italiano e saranno confrontate con quelle che potranno ancora essere fatte pervenire entro il 1° luglio. Ora si attende, perché l'altra data importante per il futuro della Stefanel è il 4 settembre per le manifestazioni con carattere vincolante. Sulla possibilità di dividere l'azienda fra più acquirenti, Paolo Aroma risponde così. Ci auguriamo di trovare una soluzione che sia più unitaria possibile, proprio per avere una visione di lungo respiro e anche a lungo per la popolazione. Ponte di Piave, Salgareda e Treviso sono legate dal premio Parise, che quest'anno, l'edizione 2020, avrà un carattere evidentemente particolare. Il 26 settembre il premio Goffredo Parise è proprio nel Teatro Comunale di Treviso, una grande emozione perché sembra passata una vita, in realtà
120 giorni fa andare al teatro era assolutamente normale, oggi invece ci si torna, ma con tutte le precauzioni del caso. Il Del Monaco è tornato al comune che lo riapre agli eventi della città e nello specifico al premio Parise per il reportage che non poteva in questo 2020 essere dedicato al contagio. Un virus che aveva minacciato di uccidere anche il premio stesso, come racconta Antonio Barzaghi, ricordando la chiusura di febbraio. Cosa succede? Cosa facciamo? Il premio muore? E poi, sai, riprenderlo a distanza. Invece i comuni fondatori di Salgareda, Ponte di Piave e Treviso hanno deciso di rilanciare stravolgendo i criteri di scelta. Mantenuti i lavori della scuola di reportage che saranno giudicati ex aequo, l'assegnazione si è concentrata sull'informazione nazionale e locale durante i giorni di allentamento sociale, quando la popolazione ha avuto solo giornali, radio e televisione per verificare l'ondata di notizie, molte delle quali false, che arrivavano dal web. Far capire alla gente chi effettivamente ha avuto il grosso carico di lavoro alle spalle, quindi mi ricordo tutto il settore sanitario, i medici, gli infermieri, ma se permettete anche noi amministratori abbiamo fatto la nostra parte, è stato un periodo molto duro e abbiamo avuto a fianco a noi questi splendidi giornalisti che ci hanno veramente aiutato nella comunicazione. Quindi una sezione nazionale ma anche una locale ed un terzo riconoscimento non ai testimoni ma ai protagonisti della prima linea. Dare un premio a tutti i medici e paramedici che hanno avuto un ruolo decisivo nella pandemia, ovviamente un premio però provinciale, trevigiano alla comunità sanitaria trevigiana. Si terrà domani mattina dalle 10 l'assemblea annuale dell'Avis Comunale di Treviso, una convocazione che inizialmente era stata fissata il 29 febbraio e poi è stata annullata a causa contagio. Tra i punti all'ordine del giorno il bilancio consuntivo 2019 e quello preventivo del 2020, oltre alla presentazione e la nomina dei candidati per le delegazioni all'assemblea Avis regionale e nazionale. L'assemblea si terrà presso la sede di Viale Terza Armata a Treviso. Adesso il tempo, cosa ci aspetta nel weekend? L'appuntamento come ogni venerdì è con il generale Iannicelli, ci aspetta un tempo sereno e ci avviamo verso una prossima settimana con caldo torrido. Permane l'azione di un anticiclone piuttosto forte, anche di origine africana, quindi le temperature al di sopra della norma, della media, permangono. Tuttavia nelle ultime ore abbiamo avuto il disturbo o il beneficio, a seconda dei punti di vista, di una piccola depressione, veramente piccola, localizzata sull'Austria, che ha fatto scendere un po' di aria più instabile, più fresca. Questa naturalmente ha dato delle precipitazioni temporalesche diffuse sui rilievi e qualcosa anche in pianura, perché questa aria fresca si è scontrata, diciamo, con il calore, con le temperature alte che permangono sulle nostre zone, quindi qualche temporale, ma sono diciamo episodi abbastanza isolati che non cambiano la situazione, ripeto che è di tempo stabile, infatti prevediamo per sabato e per domenica cielo in prevalenza sereno, un po' di foschiale alle primissime ore del mattino, qualche cumulo durante il pomeriggio e naturalmente qualche effetto temporalesco sui rilievi. Un bel tempo che continuerà praticamente per tutta la prossima settimana con temperature nettamente al di sopra della norma, anche se poi nella seconda parte della prossima settimana dovrebbero gradualmente calare, ma si manterranno comunque alte. Comunque nei valori più precisi per sabato prevediamo per domenica valori minimi tra i 18 e i 20 gradi, valori di temperatura massima tra i 30 e i 31, anche 32 gradi. I venti sono deboli, direzione variabile, un po' di brezza buona insomma sulle coste e l'Alto Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. Qualche giorno fa a Ponte nelle Alpi una tredicenne ha salvato un anziano in pericolo di vita. Il sindaco ha segnalato il gesto di grande generosità della ragazzina al capo dello Stato e in paese tutti dicono siamo fieri di te. È successo proprio là, a 60 metri da qua. Brava, molto brava. A Polpette di Ponte nelle Alpi Sara è conosciuta da tutti come una ragazza giudiziosa e generosa. Qualche giorno fa, mentre percorreva la strada che separa la sua casa dal campo di atletica, la tredicenne ha notato un anziano in difficoltà. L'uomo era a terra con una crisi respiratoria, a suo fianco la moglie. La giovane non si è persa d'animo, di slancio gli ha cinto il petto mettendo in pratica la manovra di Heimlich, proprio come aveva visto fare in televisione, riuscendo a liberare l'anziano al quale ha letteralmente salvato la vita. Siamo fieri di lei, dicono i compaesani.
Sara è una sportiva, è una ragazza di cuore molto brava, una ragazza intelligente soprattutto. Purtroppo nel momento del bisogno è stata a disposizione. Sara, che quella mattina aveva sostenuto gli esami di terza media, è l'orgoglio del paese. Il sindaco Paolo Vendramini ha preso carta e penna e ha segnalato quel gesto compiuto con estrema naturalezza al presidente Mattarella. La comunità pontalpina si stringe intorno a questa bravissima giovane, faremo dei momenti anche di riconoscimento, ma abbiamo colto l'occasione per scrivere al Presidente della Repubblica, che sappiamo essere molto legato al mondo dei giovani, perché ci sia per Sara una nota di merito. L'amministrazione, così come la famiglia, stanno facendo di tutto per rintracciare la coppia di anziani che probabilmente sono stranieri e non risiedono a Ponte nelle Alpi. A Sara nel frattempo la gratitudine del sindaco. Un grandissimo esempio di gioventù positiva in comunità che sono educative e solidali. Il governo finanzia i centri estivi al comuni bellunesi, ripartiti 311.000 euro. Avevamo la necessità di dare di nuovo impulso all'attività educativa sui nostri ragazzi, e quindi era necessario dare anche una mano alle amministrazioni, perché ovviamente i costi saranno sicuramente più alti rispetto alla normale gestione. Un provvedimento doveroso e necessario, così il deputato bellunese Roger De Menec commenta il sostegno del governo al potenziamento dei centri estivi organizzati dai comuni. Il Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta erogando i 135 milioni previsti dal decreto rilancio ai comuni che hanno offerto la disponibilità di organizzare attività per i minori tra i 3 e i 14 anni nei mesi da giugno a settembre 2020. Dobbiamo vivere da un punto di vista educativo, riempire le giornate ai nostri ragazzi oggi e dare sollievo alle famiglie che hanno iniziato ovviamente come tanti a lavorare, ma dall'altra sperimentare anche delle modalità per poi essere pronti durante l'anno scolastico. Al fondo, spiega De Menec, si aggiungerà un successivo riparto destinato al contrasto della povertà educativa e ad aumentare le opportunità culturali e educative dei minori. In provincia di Belluno i comuni aderenti al progetto di sostegno per i centri estivi sono 39 e riceveranno complessivamente 311.000 euro. La divisione è stata fatta in base al numero di ragazzi nell'età oggetto dell'intervento, quindi nell'età scolare e prescolare. Sono risorse molto importanti. Le attività potranno essere realizzate al più presto e gli interventi saranno attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati. E a Belluno non si placano le polemiche sugli uffici turistici inaugurati neppure una settimana fa. L'opposizione chiede lumi al comune sull'iter che ha portato alla individuazione del soggetto gestore. Chi sono i soggetti che hanno manifestato interesse per la gestione dello yacht di Piazza Duomo e dell'Infopoint Neve Galla, e quali sono stati i criteri adottati per arrivare alla scelta che infine ha premiato il consorzio Dolomiti Prealpi? A una settimana esatta dall'inaugurazione degli uffici turistici del capoluogo non si spengono le polemiche, perché più di qualcuno vuol vederci chiaro sull'iter seguito dal comune di Belluno che, d'intesa con l'Unione Montana, è arrivato a individuare il soggetto gestore. Credo che sia opportuno e doveroso avere una conoscenza piena di una procedura rispetto alla quale i consiglieri tutti, e in particolare quelli di minoranza, sono stati tenuti decisamente all'oscuro. Come dire, siamo le solite. Almeno altri 4 enti avevano manifestato interesse, spiega il consigliere Damiano, ma non conosciamo quali siano stati i criteri utilizzati per preferirne uno al posto di un altro. Nulla in linea di principio e in linea teorica nei confronti del soggetto che si è visto affidare questo importantissimo compito, sia per Belluno Centro sia per l'Infopoint del Neve Galla. Tuttavia sarebbe stato opportuno conoscere tutti i risvolti di natura procedurale e di criteri di merito rispetto ai quali è stato affidato questo tipo di iniziativa. A Damiano ha depositato perciò un'interrogazione che sarà discussa durante il prossimo Consiglio Comunale. Il capogruppo di Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia chiede conto anche della sua proposta, votata con un'ampia maggioranza nel settembre di 3 anni fa, di collocare un ulteriore ufficio turistico in stazione. Non abbiamo mai avuto indicazioni del perché non si sia portato a compimento questo servizio, ripeto, a favore della cittadinanza e dei suoi turisti. Una notizia della programmazione, perché domani pomeriggio dalle 16 trasmetteremo in diretta dal Tempio di San Nicolò a Treviso l'ordinazione sacerdotale di Don Samuele Moro, originario di Carbonera. Nella stessa celebrazione saranno ordinati 2 diaconi, Mattia Agostini di Massanzago e Riccardo Marchiori, originario della parrocchia dei Santi Viti e Modesto a Spinea. Le ordinazioni saranno presiedute dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, che ha scelto il Tempio di San Nicolò, la chiesa più grande di Treviso, e la trasmissione in diretta anche
anche della celebrazione per permettere a tutti, anche in tempi di restrizioni causa contagio, di partecipare a questo momento di festa della Chiesa trevigiana. Dunque appuntamento domani dalle 16 appunto in diretta con questa cerimonia. Adesso invece è il tempo, come sempre alla fine del telegiornale, dei Bimbi in TV, stasera i video di Tommaso e Michele di Silea e poi Sara, Andrea e Orazio da Motta di Livenza. Sempre simpatici i nostri Bimbi in TV, allora ricordatevi di mandare al numero di WhatsApp che vedete in sovraimpressione fra pochissimo, ricordatelo dalla regia, 351 175 5340, vado a memoria, eccolo qua, 351 175 5340, il numero di WhatsApp per mandare i vostri video e raccontare dunque le giornate dei vostri bimbi. Siamo in chiusura, vi lascio al meteo, vi ricordo domani durante l'edizione straordinaria del mattino la lunga intervista esclusiva del governatore del Veneto Luca Zaia, nel quale ripercorrerà questi 4 mesi di guerra al coronavirus, dunque in una lunga intervista molto interessante da non perdere. Adesso le previsioni del tempo, poi riprendiamo l'edizione straordinaria con Daniela Sizia. Ovviamente il tema del giorno è l'ufficialità della riapertura delle scuole il 14 di settembre. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana sull'Italia, sarà un weekend molto caldo ma anche con qualche temporale di calore. Il dettaglio di sabato 27 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, su tutti i settori il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Instabilità solo occasionale con isolati acquazzoni sui rilievi alpini che come sappiamo potrebbero localmente portarsi fino in pianura. Temperature via via più calde, minime fino a 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo condizioni di bel tempo, sarà un sabato all'insegna del sole come vediamo con locali annuvolamenti sui monti. Temperature minime tra i 18 e i 21 gradi, valori massimi invece tra i 28 e i 29 all'incirca. Poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole dappertutto, solo con qualche precipitazione sparsa durante le ore pomeridiane. Temperature minime sui 18 gradi, valori massimi sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.